Bene, buonasera. Scusate, intanto grazie a voi che siete qui presenti, scusate un attimo per il ritardo, perché da parte, non so se essere contento o meno, ma dicevo che perdersi a Valdagno con due navigatori, non so se essere contento o meno, neanche fossimo, non dico Bologna, ma una grande metropoli. E quindi siamo andati a recuperarli a piedi, e quindi il tempo necessario. Quindi partiamo subito. Intanto vi ringrazio per essere qui presenti. La serata si svolge con consueto format. C'era un'introduzione di Valeria Sandri, che conoscete, poi ne dirò qualcosa, poi c'è il professor Curi e il professor Brandalise. Io ovviamente taglio rispetto a quello che pensavo, però racconto solo un piccolo aneddoto. Dico, il professor Curi sa che io avrei dovuto studiare filosofia, però quando lui scrive i libri, lui è bravissimo a spiegare, dico, prima sento la spiegazione e poi leggo il libro perché ho la chiarezza in testa. Questa volta ho fatto il contrario, perché ho detto, vabbè, cerco di fare un po' di... arrivare un attimo prima. Ho cominciato a leggere questo bellissimo libro, ho detto, ma l'ha scritto il professor Curi nel primo capitolo, perché era talmente intrigante, ho detto, ma è un libro di filosofia, ma cosa mi sta raccontando tutta questa bellissima storia relativa alle pinturas negras con tutti gli enigmi. Poi lui è ritornato da buon filosofo a affrontare i suoi temi, però lo dico, non so se questa volta l'ha ammesso anche lui, che è stato molto chiaro, non ermetico, perché ha detto questo libro spero lo leggano soprattutto i giovani. E guardate, se avete tempo andate a recuperare questa bellissima recensione della brava Chiara, che è apparso lunedì sul giornale di Vicenza, è illuminante, molto brava, è riuscita a cogliere anche alcuni aspetti. E lui ammette e dice, sì, ho scritto un libro chiaro e non ermetico, perché il mio scopo, se possibile, è di quello di trasmettere qualcosa ai giovani, ed è effettivamente non solo per l'immagine, ma anche come riesce a scrivere. Dico, professore, che è riuscito a darmi qualche illuminazione. Del resto ho capito che invecchiando bisogna sempre continuamente imparare, quindi va bene così. Grazie. Allora, intanto nell'introduzione ho già presentato il professor Curi, che ritorna dopo qualche anno a trovarci. Non ha bisogno di presentazione, molti dei suoi libri li abbiamo presentati, è uno che poi gira su materie più diverse. L'ultimo libro è sui cinema e la filosofia a pensare al cinema, quindi capite anche voi che è uno spettro di azione grandioso. Poi abbiamo anche il piacere di aver qui, credo la seconda o la terza volta, il professor Adone Brandalise, professore di teoria della letteratura presso l'Università di Padova, ma poi anche un filosofo, perché i suoi studi sia su Spinoza, Hegel e ultimo anche su Lacan lo mettono in un certo posto di rilievo. Io non so che dire di Valeria Sandri, che forse qualcuno di voi conosce, che è qui. È il bello degli insegnanti che hanno deciso di andare poi a farsi un riposo dopo un lungo lavoro, e quello che continuano ancora a dare il loro contributo. Quindi la Valeria, sapete, la trovate un po' dappertutto, oltre che, vuol dire, proloco, fa la guida, segue gli storici, quindi grazie Valeria di nuovo. Bene, allora, piccole notizie. Allora, noi riusciamo, come ben sapete, fare anche queste serate grazie a due soggetti. Uno è costante, qui presente, poi c'è l'assessore Michele Cocco che ci porterà un saluto, che è l'amministrazione comunale, che ha sempre creduto in queste iniziative e ci dà una mano anche con la sala e ci sostiene. E poi lo possiamo fare anche grazie a qualche persona o qualche soggetto che crede nelle iniziative, cioè pensa che pensare, costruire un percorso anche culturale nel territorio serve, e quindi le aziende, alcune aziende, lo dico in modo particolare, sono dei grandi sostenitori. E come ho detto l'altra volta, quando noi vediamo questa sera una ditta Hammer, che è
è un gioiello perché è un'azienda locale come nascita, ma è una piccola multinazionale, un'eccellenza sicuramente in Italia e anche in Europa, ma dietro poi a questa azienda c'è sempre qualcuno, perché quel qualcuno è, l'ho detto e lo ripeto un'altra volta, è Francesco Battistella, che noi conosciamo, che ha dato un grande contributo anche all'amministrazione perché è stato anche assessore, è uno che ha sempre deciso di sostenerci senza mai mettere in discussione, anzi qualche volta anche suggerendoci alcune iniziative. Quindi un grazie veramente di cuore a Francesco Battistella. E poi si dovrebbe dire che, adesso spero che le donne non si incavolino, dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io dico dietro un grande uomo c'è sempre davanti una grande donna, ma lo dice lui e c'è qui anche, vedo presente la moglie di Francesco, quindi un grazie di cuore anche a loro. Allora, la registrazione della serata la potete trovare fra qualche giorno su YouTube sotto il canale Guangxi. In fondo avete visto c'è il libro messo a disposizione dalla libreria De Franceschi e dalla prossima volta non è più necessario prenotare in base alle normative Covid, quindi basta avere il Green Pass e si può venire e quindi speriamo di vedervi sempre più numerosi. Grazie a voi tutti, do la parola a Michele e poi iniziamo la serata. Buona serata a tutti. Grazie Eliseo Fioraso. Devo dire che leggendo il libro mi ero un po' rincuorato sulle mie capacità di lettura della filosofia. No? Forse siamo tutti un po' studenti di filosofia mancati, anch'io dovevo fare la filosofia e poi non l'ho fatta. La mia difficoltà poi nel leggere di filosofia l'avevo sempre avuta. Leggendo questo libro ho detto forse sono migliorato, invece Eliseo mi dice che è perché il professor Curi l'ha scritto in maniera molto leggibile e quindi questo è una dote del libro e ahimè non depone a mio favore, ma non importa. Quello che importa invece è essere riusciti a essere qui presenti in questa serata. Io è la prima volta che vengo a portare un saluto, diciamo, in questa nuova vita in questa convivenza con questa pandemia, diciamo così, e devo dire che è veramente bello, ecco, ritrovarsi in presenza, ritrovarsi numerosi, a poter portare nel mio caso un semplice saluto, ma soprattutto vedere che la città risponde, piano piano si comincia ad uscire, si comincia a riempire queste sale con queste attività che io credo rendono davvero più ricca e più bella la nostra comunità. Quindi io mi limiterò appunto veramente solo a un ringraziamento a chi continua a sostenere queste iniziative, a organizzarle, a sostenerle appunto, e ovviamente ai nostri ospiti che ci fanno l'onore di essere con noi a Valdagno, i professori Curi e Brandalise e anche ovviamente la nostra professoressa Valeria Sandri. Il libro è veramente bello al di là di tutto, anch'io l'ho trovato molto, molto appassionante. È un libro di arte e filosofia e mi fa piacere che lo sponsorizzi un'azienda, ed è un messaggio, credo, anche questo particolare sul valore della cultura. Ed è un libro anche, seppur leggibile e seppur in alcune parti anche piacevole come un giallo, come diceva Eliseo, io l'ho trovato in alcuni passaggi anche emozionante e commovente. Eliseo ha citato probabilmente la stessa citazione che avevo colto io, no? Quella ancora imparo, che probabilmente sarà, credo, al centro anche della discussione, che invito tutti ad andare un po' a scoprire, perché è davvero emozionante e commovente ritrovarsi di fronte a questa frase all'interno di questo bellissimo libro. Quindi ancora grazie e buona serata a tutti quanti. Bene, buonasera a tutti. Sono contenta che siamo in un buon numero, c'è ancora voglia di muoversi, di uscire, di venire ad ascoltare cose importanti, cose belle. Lo svolgimento della serata è classico, io farò una breve introduzione per non togliere spazio ai due relatori, ci sarà un primo intervento del professor Brandalise e poi daremo spazio al professor Curi. Alla fine ci sarà anche un po' di tempo per eventuali dubbi, domande e considerazioni da parte vostra. Tra i tanti libri che abbiamo presentato al professor Curi, stavolta presentiamo un libro che sembra anche piccolino rispetto ad altri temi e ad altri che abbiamo avuto in questi anni. Un libro
che fa parte di una collana del Mulino che si chiama Icone, con un sottotitolo Pensare per immagini. Noi conosciamo, lo citava anche prima Eliseo, l'interesse del professor Curi, ad esempio, per il cinema, che è immagine in movimento, e sappiamo come ha sempre saputo coniugare il pensiero, l'approfondimento filosofico anche con realtà che vengono da altre arti o da altri momenti e periodi culturali. Che cosa si propone questa collana? Questa collana, come dice il sottotitolo, si propone di partire da un'immagine, ovviamente non un'immagine banale, ma un'immagine significativa dell'arte e della cultura occidentale, e da questa immagine ricavare, sviluppare delle idee, sviluppare un pensiero, sviluppare un ragionamento. Immagini ovviamente che non ci lasciano così inerti, ma che ci spingono a ragionare, ma anche che ci coinvolgono dal punto di vista emotivo. Ora, l'immagine che in questo caso, e che la copertina già riporta, viene affrontata è un'immagine di Francisco Goya, questo grande pittore spagnolo, vissuto tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, è stato anche pittore di corte a Madrid, che ha avuto delle scelte stilistiche anche diverse, no? Noi abbiamo in mente probabilmente tutti la lunga serie di ritratti così ariosi, così ricchi anche di introspezione psicologica, così basata su colori e su tonalità cromatiche dolci o comunque primaverili. E poi però lo stesso pittore è stato capace di costruire delle serie di incisioni, delle serie di acqueforti che affrontano tutt'altro teme. Pensate ai disastri della guerra, ad esempio. Pensate alla raccolta dei cosiddetti capriccios, i capricci, in cui in qualche modo emerge una tendenza al grottesco, addirittura al demoniaco. Ed è proprio questa tendenza anche particolare, questo sviluppo, che torna nelle cosiddette pinturas negras, cioè le pitture nere, da cui è tratta l'immagine che il professor Curi analizza e su cui si sofferma. Ora, il primo capitolo del libro, che non sembra per niente filosofico, ci porta dentro l'ambiente in cui queste pinturas negras sono nate e sono state collocate, cioè la Quinta del Sordo, una abitazione che Goya aveva acquistato e in cui aveva trascorso del tempo fino al 1823, quando poi l'ha ceduta a un nipote e se n'è andato in esilio volontario a Bordeaux, dove morirà nel 1828. Quindi una casa che lui ha abitato quando aveva già una certa età, quando aveva anche una salute deteriorata, e la cosa non è casuale e non è senza significato. E questa introduzione, che apparentemente sembra più cronachistica, comincia però già a porre dei problemi sulla collocazione dei quadri, addirittura sulla loro stessa attribuzione. Ma c'è un titolo, evidentemente, oltre a una collana e a un'immagine in questa copertina. Un titolo che mette insieme due parole fondamentali, due parole chiave: morte e tempo. E perché l'immagine scelta, in fondo, le mette in scena tutte e due queste realtà, questi concetti, la morte e il tempo. E scopriremo, ad esempio, come a volte basta una piccola differenza di lettere, apparentemente banale, per mettere insieme invece un discorso molto più profondo. Il Cronos con la K, il Cronos con la CH. Il Cronos che è la divinità, il padre di Zeus, e il Cronos con la CH che è la traslitterazione della parola greca
più comune o più nota per indicare il tempo, quello che ci è rimasto di più anche in italiano, no? Quando parliamo di cronologia, di cronologico e così via. E allora ecco che da lì, dalla pittura, nasce uno scavo nel mito, il mito di Cronos Saturno, il richiamo addirittura a uno dei più antichi poeti, anzi il più antico poeta greco storicamente esistito, cioè Esiodo. Ma non c'è soltanto lo scavo mitologico, perché come capita spesso nei testi e nella riflessione del professor Curi, c'è anche il riferimento alla tradizione, alla cultura biblica, per cui si parla anche a un certo punto di uno dei libri più enigmatici del cosiddetto Primo Testamento o Antico Testamento, cioè il Coelet, un libro non facile da decifrare, un libro che ancora oggi apre molti interrogativi. E poi, accanto alla riflessione su questa immagine, vengono coinvolte delle altre immagini, due in particolare. Una è un disegno che ancora appartiene a Goya e che ha un titolo che Michele accennava e che verrà evidentemente affrontato dal professor Curi. Un disegno che nel momento in cui mostra un vecchio che sembra allo stremo delle forze ha un titolo che però con questa vecchiaia, con questo declino, contrasta pienamente. E poi c'è un'altra opera che viene citata e su cui ci si sofferma a lungo, tanto che nell'intervista che Eliseo citava prima al giornale di Vicenza, il professor Curi dice che era stato addirittura incerto se prendere quell'immagine come spunto per la riflessione che doveva fare, ma poi l'immagine di Goya probabilmente ha anche un impatto coloristico emotivo che è ancora più forte e più coinvolgente. È un'incisione. Noi siamo abituati, e lo erano spesso anche gli antichi, a considerare le incisioni un'arte minore, un genere di serie B, però questa incisione, che è di un pittore incisore inglese, William Hogarth, vissuto nella prima metà del Settecento praticamente, richiama in qualche modo, pur nella sua semplicità rispetto all'immagine dirompente di Goya, richiama in qualche modo la stessa realtà sotto una chiave diversa, ed è così carica, così infarcita di temi, di suggerimenti, di metafore, che sarà ovviamente il professor Curi a spiegarvi, e che è enigmatica in qualche modo o comunque soggetta a varie interpretazioni fin dal titolo, De Bathos. Ecco, vedete quindi che mettendo insieme arte a livelli diversi e riflessione filosofica emerge un discorso che ci coinvolge, perché in fondo morte e tempo sono categorie con le quali ciascuno di noi deve, volente o nolente, fare i conti. Ecco, io mi fermo qui perché voglio che siano loro ad affrontare e a parlare e ad approfondire il discorso, anche addirittura certe scoperte quasi, intuizioni che il professor Curi presenta nel suo testo. E do quindi la parola per un primo intervento al professor Brandalise. Bene, non posso esordire se non ringraziando anche per il fatto di essere stato coinvolto in questa occasione, che mi dà anche la possibilità di ritrovarmi in un contesto che già anni fa avevo avuto modo di conoscere e particolarmente, lo dico senza captatio benevolenzie, di apprezzare e di cui mi sembra ritrovare l'atmosfera felicemente questa sera. Credo che possa essere non marginale rispetto a un discorso che riguardi il volume che qui siamo a presentare,
spendere qualche parola, e sarà già essere però, come si intenderà, essere in medias res, sulla relazione che passa tra questo testo e la collana in cui è pubblicato, la collana Icone del Mulino, che nasce da una intuizione particolarmente consanguinea con quelle che si manifestano in maniera così ricca in questo peraltro agile testo, ovvero sia la rivendicazione della rilevanza che per il pensiero ha la dimensione dell'immagine. Ben inteso, e questo è un elemento che riguarda senz'altro il discorso di Curi, ma riguarda più latamente la cornice più generale della collana, l'intuizione da cui ci si muove è che in realtà il rapporto tra il pensiero e l'immagine non è un rapporto nel quale il pensiero sia chiamato esclusivamente né principalmente a decifrare l'immagine, a spiegarla, a ridurla a un che di saputo che in una qualche misura la abolisca. Il rapporto tra il pensiero e l'immagine, potremmo dire tra la filosofia e l'esperienza artistica, anche nell'epoca a noi più vicino, ne rappresenta una buona esemplificazione, non consiste tanto nel proporci forme artistiche tediosamente e pesantemente concettose, né a produrre necessariamente un percorso filosofico che voglia ostinatamente mimare andamenti artistici. Il rapporto, casomai, tra il pensiero e l'immagine artistica è un rapporto di fertile provocazione per entrambe. L'immagine presenta al pensiero un'altra concettualità rispetto a quella che il pensiero è solito a sviluppare, ad esempio, nelle forme della filosofia. La sua densità è spesso in grado, noi l'avvertiamo come suoi spettatori, di concentrare in sé una miriade di discorsi possibili, magari tra loro contraddittori, che sdipanati logicamente avrebbero bisogno di spazi e tempi lunghissimi e che probabilmente starebbero d'accordo tra loro con difficoltà, mentre invece nell'immagine artistica ci colpiscono tutti assieme, in qualche modo evidenziando la loro parentela di fondo, quel nucleo sostanzialmente indicibile per ciascuno di essi, all'altezza del quale essi sono profondamente, intimamente consanguinei. E in questi casi l'opera d'arte, l'immagine, chiede al pensiero non tanto di essere interpretata, spiegata, ma chiede al pensiero di muoversi nel complesso della sua impresa all'altezza della verità che essa mostra. Quella verità che è difficilissimo dire altrimenti, ma che nello stesso tempo parla e parla con la forza di un'altra concettualità, di un altro tipo di pensiero. Sotto questo profilo, allora, l'immagine artistica chiede al pensiero non tanto di essere, tra virgolette, capita, se per capire si intende ridurre a qualcosa di già saputo, di cui possiamo dire l'essenziale disfandocene, ma chiede di pensare al suo livello, chiede al pensiero di essere ancora più pensiero, ponendo però in questione le forme della propria organizzazione, per riuscire a stare all'altezza di quella provocazione che l'immagine ci presenta. Questo non toglie ovviamente che le immagini artistiche siano culturalmente densissime di riferimenti che l'esercizio storico-filologico può rinvenire ed elementi che hanno, per così dire, una loro densa storia di contenuti e
nella riflessione sul fatto artistico questa dimensione iconologica è assolutamente rilevante, così come è rilevante la ricostruzione storica della rete di significati che si collegano a un'opera d'arte. Ma non è questo probabilmente l'aspetto essenziale dell'opera d'arte e non è probabilmente una ricognizione di questo tipo quella che rappresenti il tema finale, il momento finale di una riflessione filosofica su un testo artistico. Probabilmente, ed è la cosa che succede secondo me in una forma particolarmente egregia e brillante con il testo di Umberto Curi, noi abbiamo un'opera d'arte che induce la filosofia a confrontarsi con alcuni dei suoi principali temi, nello stesso tempo scoprendo nell'opera d'arte qualcosa che rivela all'interno delle costruzioni della filosofia dei nuclei di oscurità che non vanno tanto interpretati come uno scacco, un fallimento dell'esercizio filosofico, ma come la possibilità che questo ha di intrattenere un rapporto non riduttivo, non liquidatorio, con una verità presente che continua e deve continuare ad inquietarci e ad ispirarci. Non è un caso, se voi scorrete l'indice, meglio ancora se voi leggete il testo, che l'ultimo dei paragrafi del volume reciti un incubo denso di misteri. Dove va a finire, per così dire, il percorso che si sviluppa in questo testo? Verso il mistero, verso un incubo denso di misteri. Eppure il percorso che regge il confronto col mistero, che non lo abolisce con delle mosse astute, ma lo vede riprodursi passaggio dopo passaggio della propria argomentazione, è un percorso ricchissimo di elementi che illuminano, proprio perché alla fine il mistero non deve essere abolito, moltissime cose si chiarificano e si chiarificano in una forma non forzata, non distorta. Chi mi ha preceduto in maniera molto efficace, molto brillante, ha già ricordato alcune caratteristiche del contenuto e della struttura del libro. E vedo che tutti coloro che ne hanno questa sera già parlato hanno colto, non poteva essere diversamente, e l'hanno fatto in maniera particolarmente efficace, l'aspetto paradossale del primo capitolo. Perché il primo capitolo ha un impianto nel quale potremmo dire si scambiano i ruoli, la perizia del filologo, l'attenzione al dato dello storico e il talento dell'inventore della fiction che chiamiamo il giallo, sostanzialmente, perché è la ricostruzione, per così dire, di una sorta di mistero, per meglio dire di quesito insolubile che riguarda la paternità, e la paternità all'interno di un testo che ruota attorno a Saturno devorando a su hijo, è sempre un tema che risuona in più direzioni, la paternità delle pinturas negras, tra le quali figura eminente quella su cui il volume si intrattiene. E in realtà può essere particolarmente attraente, forse può anche, come possiamo dire, far attendere uno sviluppo poi del testo tutto su questa direzione che è parzialmente appassionante, poi giustamente non è così. Sostanzialmente questo primo esordio ci porta a considerare
le ragioni che possono farci ritenere che le pinturas negras, ovvero sia quelle pitture che vengono eseguite nella Quinta del Sordo nel 1819, quando Goya, vecchio, deluso e sordo, tra l'altro, vi abita. Molte ragioni vengono evocate per giustificare la perplessità dal punto di vista dei dati storici sul fatto che sia proprio Francisco de Goya l'autore di quelle pitture. Contro essi milita, più che una controdeduzione filologica, quella che potrebbe essere, come possiamo dire, almeno così noi l'avvertiamo, una evidenza stilistica. Come dire, chi se non Goya può aver dipinto questi dipinti? Perché, come possiamo dire, il capitolo delle pinturas negras sembra effettivamente collocato in maniera molto coerente nelle ultime porzioni della parabola creativa di Goya, quando sostanzialmente il pittore, come è stato prima felicemente ricordato, elegantissimo, leggero, quasi in qualche modo votato a una pittura con sapori di pastello, insomma, diciamolo, quasi una sorta di tiepolo iberico con un po' più di acredine pronta a scattare con il talento di grande caricaturista, e progressivamente, come possiamo dire, vira in direzione del color nero e di ciò che con il color nero si lega metaforicamente. È sostanzialmente il grande pittore che si confronta, è il caso senz'altro del nostro quadro in primis, con l'orrore, perché se c'è una cosa che rende grandissimo l'ultimo Goya è la capacità di tenere gli occhi bene aperti e la testa splendidamente alta nei confronti dell'insostenibile. Io credo che molti di coloro che vedono Saturno devorando su Chico, Saturno che mangia il figlio, che divora il figlio, abbiano, lo so per certo, molti prodotti è così, una qualche difficoltà a guardare il quadro. Questa immagine è, come possiamo dire, inquietante, perturbante e in una qualche misura addirittura repellente, si potrebbe dire. Ma il Goya che attraversa quei mostri che sono il prodotto del sonno della ragione, che sciorina di fronte a noi immagini in cui l'essere umano appare ferino, stravolto, infernale, è sostanzialmente l'eroe di uno sguardo che non arretra rispetto a una verità che traspare dalle cose e che testimonia con una rigorosa oltranza. Le pinturas negras possono essere di un autore meno potente, meno radicato in questo itinerario di quanto sia Goya? Chissà, forse in futuro un qualche passo avanti dei filologi e degli storici dimostrerà che ciò che vi sto dicendo è solo un'ingenua e entusiasta fantasia, ma per il momento lo stato dell'arte che meravigliosamente Umberto qui riassume ci consente comunque di non dismettere questo atteggiamento. Ma da questo primo percorso, dal giallo per così dire delle pinturas negras, come anche si è ricordato, il libro levita in un'altra direzione, che porta per così dire effettivamente verso quanto si addensa per la mente nell'immagine di Saturno che divora il figlio. Se abbiamo disponibilità a guardare il quadro
e a guardarlo nonostante l'orrore che la situazione appunto suscita, noi essenzialmente vediamo una creatura quasi umana, in realtà ai limiti dell'umano, così come può esserlo un essere umano che le sofferenze, il degrado fisico, lo stravolgimento mentale abbiano portato alla consistenza di una sorta di strana larva che con degli occhi sbarrati, che sembrano allegorizzare in maniera efficacissima la nozione di disperazione, ingoia quasi senza guardarla una qualche creatura, il figlio neonato come nella tradizione mitica, oppure una creatura umana in qualche misura certo, ma di età diversa, spunto che fa sì che alcuni interpreti propendano per ritenere che il quadro sia stato progettato come rappresentazione del razionario re di Spagna che mangerebbe, masticherebbe, strazierebbe coi denti la propria stessa nazione, il proprio stesso regno. In questa immagine, come possiamo dire, lo sguardo di Saturno, se è Saturno, è letteralmente sbarrato su di una assenza di ulteriore visione. È lo sguardo che, per così dire, si rigira nei confronti della morte e che in qualche modo non sembra avere nessuno scenario futuro davanti a sé. E in un certo senso questo avere nessun scenario futuro davanti a sé agisce, per così dire, retroattivamente, se Saturno vuole essere immagine del tempo, sull'abolizione della vastissima panoplia simbolico-allegorica che una tradizione plurisecolare ha caricato sulle spalle di Saturno. Perché Saturno, nel momento in cui diventi rappresentazione del tempo, diventa anche, come possiamo dire, una cornucopia letteralmente di immagini allegoriche, la falce del tempo, la sfera, tutta una serie di immagini che in qualche modo rappresentano la forza del tempo, la sua caratteristica edace, insomma, la sua natura che in qualche modo determina consumazione. Un complesso di simboli che ad esempio figurano ancora, e c'è una bella analisi condotta da Umberto, nel Finis del grande William Hogarth, che noi sappiamo, questo è un elemento che per alcuni versi in maniera molto differente ci richiama a Goya, è un grandissimo caricaturista della società inglese del suo tempo. È lo stesso Settecento in cui si origina la parabola di Goya. Hogarth che da par suo mette in scena quella che potremmo chiamare la morte del tempo, letteralmente riempendo in forma caricaturale, parodistica, la scena di soggetti di tipo simbolico-allegorico. Tutto questo nel Saturno non c'è. L'assenza di scenari davanti a sé ha in realtà anche abolito quelle forme attraverso le quali il tempo, attraverso la mitologia, attraverso la retorica, attraverso l'esercizio di invenzione iconologica, è stato in un certo senso trattato e in una qualche misura addomesticato dagli uomini. Nelle grandi raffigurazioni allegoriche, la potenza spesso anche spietata del tempo
è presente e dominante, ma nello stesso tempo è anche in qualche modo raffigurata. Il tempo agisce sulle cose, agisce sulla nostra stessa vita, ma in qualche modo è rappresentabile. No, nel caso invece del Saturno goiesco, tutto questo cade. Gli occhi sbarrati ci dicono che l'effetto in qualche modo esorcistico, analgesico, la capacità di intrattenimento, la capacità di essere freno, di essere catecon rispetto alla catastrofe delle rappresentazioni del tempo si è esaurito, non è più in gioco. E allora, come possiamo dire, gli occhi sbarrati di Saturno alludono ad un oltre che sembra però un oltre vuoto, un oltre che retroattivamente sembra svalutare tutto il prima da cui veniamo. A questa altezza effettivamente è una mossa particolarmente efficace, oltre che preziosa dal punto di vista della ingegnosità con cui viene introdotta, l'evocazione del disegno a un aprendo, cioè ancora imparando, che è un disegno goiesco che ci rappresenta un vecchio barbuto che si regge a malapena su due bastoni, come due grucce, che sembra letteralmente spendere gli ultimi istanti della propria vita, ma che può essere accompagnato dal motto a un aprendo, ancora imparando. Sino all'ultimo si impara, o per meglio dire, forse meglio dire, sino all'ultimo si sta imparando. La scelta compiuta da Goya, per questo parlavo in precedenza di una testa alta e di occhi ben aperti, è quella per cui si continua ad imparare, vivere e anche costantemente imparare, vedere e anche imparare, dipingere e anche imparare. Ma imparare che cosa? Ecco, non credo, e mi sembra non lo creda Umberto, ma poi casomai se vorrà prendere in considerazione questo spunto lo potrà fare evidentemente, che ancora aprendo sia da intendersi necessariamente come fiducia nella possibilità sino all'ultimo di apprendere nel senso dell'edificazione in qualche modo umanistico-illuministica di un sapere, continuare a lavorare per il sapere sino alla fine, quanto piuttosto l'allusione a un altro sapere che si apre al di là del sapere che è possesso conoscitivo. Quando Saturno guarda coi suoi occhi sbarrati, certo la creatura che identifichiamo con Saturno sembra la manifestazione forse più perfetta del totale esaurimento, della totale assenza di qualsiasi appiglio, una sorta di finale istante tremendo, qualcosa che ingenuamente forse ma evoca a volte, almeno a me, il grido silenzioso e raggelato del quadro di Munch. Però proprio a questa altezza, nel momento in cui tutte le forme del tempo, tutte le forme del possesso del tempo sui modi e i contenuti della nostra vita sembra essersi esaurito, quando paradossalmente il tempo muore, forse in un certo senso il tempo anche nasce, ma nasce probabilmente quella cosa di cui rinasce assai problematicamente, rinasce paradossalmente forse, quella cosa di cui ha parlato nel secondo capitolo Umberto, distinguendola dal Cronos con la K e con la Chi, Aion.
perché aion nel pensiero greco è qualcosa che forse noi potremmo in parte associare all'eternità, un tempo che sta radicalmente al di là del tempo misurabile, del tempo cronologico appunto, del tempo computabile, di quel tempo che proprio per questo misura la consumazione, produce la distruzione. A questa altezza c'è un altro sapere e forse l'arte di Goya continua sostanzialmente in questo senso ad apprendere. Continua, cioè in altri termini, a riportarci da questo punto in cui la visione sembra spegnersi alla visione che si distribuisce lungo tutta la serie delle opere che egli ha prodotto. In questo senso c'è sì un mistero, ma è un mistero anche abbastanza limpido, non nel senso che sia facilmente decifrabile, ma nel senso che lo si può sentire e si può in qualche modo esserne intellettualmente stimolati. Ed è il fatto che paradossalmente, proprio quando non c'è più nessuna speranza e nessuna attesa, forse si è liberati dalla speranza dell'attesa e si libera un altro sguardo, quello sguardo che forse è stato implicato da sempre nell'eccellenza artistica delle opere di Goya. Detto questo, come possiamo dire, sarebbe bello, ma abbiamo dei tempi contingentati, insistere su alcune parti particolarmente ricche pur nella brevità del testo di Curi. Penso alle osservazioni che in parte recuperano cose che sembrano note ma che vengono riproposte poi con un taglio particolarmente efficace e sorprendente per alcuni versi, come quelle che ritroviamo nel capitolo intitolato Alle origini del padre tempo, oppure quelle che in un certo senso caratterizzano, in parte ne ho già parlato, la mobilitazione del riferimento a Hogarth all'interno del giro della riflessione su Goya. Ma la cosa, e qui chiudo effettivamente, che soprattutto colpisce, almeno a me effettivamente, è la capacità di andare a fondo dello sguardo di Saturno. Di andare cioè letteralmente in quel punto in cui, riflettendo filosoficamente, il che vuol dire emancipato paradossalmente dall'ossessione del tecnicismo filosofico, che qui non è messo, della filosofia come disciplina accademica, che qui non è messo in campo, andando esattamente al fondo dello sguardo di Saturno e leggendo filosoficamente questa opera, si giunge sostanzialmente a qualcosa che potremmo definire l'abbandono alla felicità, alla paradossale felicità dell'opera d'arte. Felicità paradossale perché è essenzialmente intessuta di strazio e di orrore, ma è ciò non di meno felice. Tutto sommato Aristotele nella Poetica lo diceva, no? È una delle prime battute di quella micidiale operetta che ci accompagna da così tanto tempo. Le stesse cose che nella realtà ci potrebbero determinare orrore, come ad esempio un cadavere, dice Aristotele, a maggior ragione un tizio stravolto che mastica un essere umano, ci possono invece emozionare positivamente, piacere, darci grande piacere, grande partecipazione, se sono realizzate dall'imitazione artistica. Sarebbe interessante pensare al fatto che Goya, tutto sommato, è uno dei primi grandi autori per ciò che riguarda la pittura, per i quali si potrebbe mobilitare quel paradigma
estetologico che Fernando Pessoa proponeva quando, sotto le vesti di uno dei suoi dei suoi eteronimi, proponeva di trasformare l'estetica aristotelica in un'estetica della forza. Un'opera d'arte che esibisce non l'imitazione di qualcosa, ma la potenza dell'emozione che attraverso di essa si manifesta. Ecco, credo che a questo punto sostanzialmente Curi ci accompagna e quindi, mentre fa rimbalzare dall'opera una rosa importantissima di riflessioni, nello stesso tempo ci aiuta anche veramente a vedere. Grazie. Ringraziamo il professor Brandalise per questa disanima che ci ha portato dalla riflessione sul rapporto tra pensiero e immagine e ci ha poi condotto attraverso i vari capitoli del libro fino a fissare gli occhi negli occhi fissi e sbarrati di Saturno. E ora ci affidiamo alla narrazione, alle riflessioni di chi questo libro ha scritto e di chi questo libro ha pensato. La parola al professor Curi. Bene, buonasera, bentrovati a tutte e a tutti. Io non posso fare a meno di ringraziare gli amici di Guancinet che hanno organizzato la serata, come al solito in maniera impeccabile, l'assessore che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, la professoressa Valeria Sandri per la sua così puntuale e illuminante presentazione, il collega professor Brandalise per aver indicato la molteplicità di percorsi che possono essere realizzati attraversando questo libro. Ma lasciate che ringrazio in maniera particolare un carissimo amico che questa sera provvisoriamente non c'è per un piccolo disguido, al quale io formulo gli auguri più affettuosi di ristabilirsi al più presto, cioè Maurizio Martini, che è l'ideatore e l'animatore di questa bella realtà che è Guancinet. Dunque, giungendo qui, sia pure dopo esserci smarriti nelle strade di Valdagno, dicevo tra il serio e il faceto a Eliseo Fioraso che mi attenderei che presto o tardi mi arrivi la proposta della cittadinanza di Valdagno. So che è un tema estremamente controverso, ho la fortuna di non sapere i dettagli e quindi di non fare qualche affermazione temeraria, dico solo che mi trovo talmente a casa mia che riterrei perfettamente naturale che mi fosse proposta la cittadinanza. Bene, ora, mentre ascoltavo la dotta esposizione di Adone, mi domandavo in quale altro modo, oltre che con questo percorso così ricco e così suggestivo qual è quello che egli ha delineato, in quale altro modo potevo parlare di questo libro. E allora, anche se si tratta di una formula sperimentale, quindi mi auguro che siate indulgenti, ho pensato che forse la maniera migliore era raccontarvi, almeno all'inizio, la genesi del libro. Erano usciti da qualche mese i primi volumetti di questa collana Icone diretta da Massimo Cacciari e trovandomi appunto con Massimo a ragionare di questi primi risultati,
avevamo convenuto insieme che uno dei volumetti non poteva che essere dedicato a un'opera di Goya, non solo per la straordinaria qualità artistica delle sue opere, ma perché Goya è davvero pittore di frontiera che da un lato segna il compimento della fervida stagione dell'arte moderna, ma dall'altro, e direi soprattutto, annuncia l'arte contemporanea. Abbiamo così convenuto di dedicare l'ultimo volumetto della collana ad un'opera di Goya. Dopo si è aggiunto proprio nelle ultime settimane un 13° libretto a cura di Nadia Fusini e che riguarda il quadro di Hans Holbein il giovane, Gli ambasciatori. Questa è dunque la genesi breve di questo testo. Quella che forse è più interessante è la narrazione di che cosa è accaduto quando mi sono messo al lavoro per realizzare un testo che corrispondesse al profilo e alle intenzioni della collana. E qui io mi sono immediatamente imbattuto in alcuni paradossi che all'inizio hanno provocato quasi un senso di impossibilità di procedere. Provo a enunciare questi paradossi. Il primo: non abbiamo la certezza di poter stabilire l'anno in cui Goya realizza le pinturas negras e in maniera particolare questo Saturno, che è l'opera che ho preso come riferimento per il libro. In secondo luogo, non sappiamo per quali motivi Goya, che come ricordava Adone era stato anche pittore di corte, all'improvviso abbandona la casa che occupava nel centro di Madrid e si ritira nell'estrema periferia in un luogo agreste in cui il fiume Manzanarre delinea un'ansa. È questa dimora estiva soprannominata la Quinta del Sordo, cioè la casa di campagna del sordo, perché l'originario proprietario della casa, colui che la vende a Goya, era sordo, con la sottolineatura, anche questa tra il serio e il faceto, che anche l'acquirente Goya era completamente sordo per via di una malattia contratta una ventina d'anni prima, per cui la trattativa della compravendita deve essere stata piuttosto imbarazzante. Non sappiamo con sicurezza che cosa vi fosse sulle pareti della Quinta prima che vi venissero disegnati e raffigurati i 14 dipinti delle pinturas negras. Badate, questo è un dettaglio di grande importanza, perché grattando le pareti, la tecnica con la quale le pinturas negras sono state realizzate, tanto per farla breve, è simile a quella dell'affresco, anche se non coincide esattamente con l'affresco. Grattando l'affresco si trovava già dipinto sulle mura della Quinta una serie di soggetti che avevano la caratteristica di colori vivaci, scene di vita agreste,
cioè qualcosa di estremamente rasserenante e lieto. E qui le ipotesi che hanno fatto gli studiosi testimoniano la persistenza di alcuni interrogativi di fondo, perché le ipotesi sono evidentemente due: o quei dipinti preesistenti sono opera di un pittore diverso da Goya, ma allora non si capisce per quale ragione Goya abbia di fatto demolito i dipinti preesistenti sovrapponendo le immagini delle pinturas negras, oppure se autore, come alcuni studiosi affermano, era lo stesso Goya, come mai nell'arco di tempo molto breve della sua residenza presso la Quinta del Sordo dà origine a due serie di dipinti così nettamente diversi l'uno dall'altro. Una serie allegra, gioiosa, serena, quieta, rasserenante, e la serie terribile delle pinturas negras. Ma i paradossi non sono finiti, perché non conosciamo il titolo delle pinturas, neppure di questa che compare nella copertina del libro, perché i titoli con i quali le pinturas, ad esempio, sono ora esposti al Museo del Prado, sono titoli che sono stati attribuiti ai singoli dipinti da un critico d'arte ispano-francese, Charles Iriart, dopo la morte di Goya. Quello che già sappiamo è che prima della sua morte Goya dipinge le pinturas senza includere il titolo, e non è un dettaglio di poco conto, perché il titolo di un'opera d'arte è l'enunciazione di un progetto, di una, chiamiamola così, intenzione figurativa. Mancando il titolo, ed essendo stato apposto successivamente, siamo in difficoltà nel ricostruire il progetto complessivo delle pinturas. Infine, questo vi sorprenderà, non sappiamo neppure con certezza quale fosse il tema, cioè appunto il progetto soggiacente a questo, chiamiamolo provvisoriamente, Saturno, che componeva assieme agli altri 13 dipinti le pinturas negras. Non siamo sicuri che sia Saturno, perché lo accennava in precedenza Adone, nello stesso periodo di tempo, tra il 1820 e il 1823, Goya realizza i capriccios, che sono una serie di disegni, molti dei quali rappresentano, sia pure metaforicamente, gli orrori della repressione autoritaria realizzata dal sovrano Ferdinando VIII in pieno clima di restaurazione, al punto tale che alcuni commentatori vedono in questa immagine non già Saturno che divora i suoi figli, ma Ferdinando VIII che divora la democrazia. E bisogna dire che alcuni elementi sia della biografia di Goya che elementi interni a questa raffigurazione rendono l'ipotesi tutt'altro che improbabile.
Come capite, il mio entusiasmo nel cominciare questo lavoro si è imbattuto pressoché immediatamente nella presenza di veri e propri enigmi, anzi di veri e propri misteri, perché voi capite che anche per quanto riguarda l'interpretazione di un dipinto, altro è che si tratti davvero di una riproposizione di un tema antico, qual è quello di Saturno che mangia i suoi figli, altro è interpretarlo come metafora della azione di cannibalismo che un sovrano restauratore fa divorando la democrazia. Ho provato a concentrarmi sull'ipotesi del tempo e ho compiuto un percorso, qualcuno che ha più confidenza col lessico tecnico-filosofico capirà meglio quello che intendo dire, un percorso di decostruzione dell'immagine tradizionale del tempo, facendo anche, lo accennava bene Adone prima, facendo anche alcune scoperte. Il tempo viene raffigurato a partire soprattutto dal Medioevo, ma poi in maniera più insistente e ricorrente in età moderna, sempre con le stesse caratteristiche, nonostante le differenze individuali dei singoli artisti. Perché il tempo possa essere individuato come tale, e occorre che vi sia l'immagine di un vecchio, calvo o canuto, con le ali alle spalle e spesso con le ali ai piedi, accompagnato infallibilmente da alcuni simboli estremamente significativi: la clessidra, il dragone, il serpente, ma in maniera particolare la falce, perché indica la curvatura del tempo. Ebbene, come hanno sottolineato alcuni studiosi in maniera particolare, gli studiosi della scuola di Marburgo, questa immagine del tempo poco alla volta viene a coincidere col modo tradizionale di rappresentare la morte. Anche nel caso della rappresentazione figurativa della morte, la morte è un vecchio, proprio perché si parla della fase terminale della vita, calvo o canuto, con le ali per indicare la rapidità con cui passa il tempo, e la falce, che è segno del fatto che esso serve a tagliare, a recidere le vite. Il processo storico-figurativo obbedisce ad una concezione del tempo che viene assimilato e fatto coincidere con la morte. Se questo, molto abbreviato, è il retroterra, cosa dire di questa raffigurazione che Goya fa del tempo? Perché l'avrete, se avete dato un'occhiata alla copertina, l'avrete notato, sono scomparsi tutti i simboli che consentivano di identificare con chiarezza la morte e il tempo. Non c'è il serpente, non c'è il dragone, non c'è la clessidra, non c'è soprattutto la falce. L'unica immagine persistente è l'atto del cannibalismo,
e cioè un vecchio ossuto e deforme che si ciba delle carni bianchissime di chi, se osservate, non è un neonato, non è un bambino come secondo la tradizione mitologica avrebbe dovuto essere. Il corpo, se guardiamo le proporzioni col corpo dell'adulto, è di un giovinetto. Qualcuno ha detto è di una giovinetta e potrebbe essere la raffigurazione stilizzata del corpo di Leocadia Weiss, la giovane compagna di Goya negli ultimi anni della sua vita. Divorata da cosa? Dal pettegolezzo, dal malanimo di coloro che avevano in qualche modo costretto Goya e la sua giovanissima compagna a lasciare Madrid proprio perché travolti dalle chiacchiere di corte. Ma questa interpretazione di un quadro di Goya che si allontana così decisamente dalla tradizione di rappresentazione del tempo non mi convinceva. E allora, per terminare almeno questo primo giro, dopo aver riflettuto a lungo ed essermi trovato in quella situazione che Platone descrive col termine aporia, quando cioè ci si trova in un vicolo cieco e non si sa come uscirne, non volendo ripetere i molti luoghi comuni in circolazione su questo dipinto, che danno per assodato che si tratti di Saturno devorando a un hijo, ho provato a vedere se il resto della produzione di Goya coeva agli anni in cui realizza le Pinturas Negras, poteva darmi qualche ispirazione. E così, dopo aver cercato a lungo e avere letteralmente sofferto per un certo periodo per l'impossibilità di uscire dal vicolo cieco, mi sono imbattuto in un'opera di Goya apparentemente minore, che è stata già richiamata sia da Valeria Sandri che da Adone Brandalise, e cioè un disegno scolorito dal tempo, fra l'altro, realizzato evidentemente con la mano malferma, proprio perché è slabbrato in più parti, che è costituito dall'immagine di un vecchio cadente che si regge a stento su due bastoni, con la barba e i capelli bianchissimi che formano un unico insieme, che sembra letteralmente non reggersi sulle gambe malferme, è una didascalia di pugno di Goya. La didascalia è appunto aun aprendo, che vuol dire per l'appunto ancora imparando. Ecco, spesso i critici d'arte sono negligenti, lo sono stati anche in questo caso, perché non hanno ravvisato nel rapporto tra il disegno e la didascalia una vera e propria esplicita citazione. È la citazione di un frammento di Solone che ci viene trasmesso da Platone, che dice Gerasco kai aei polla manzano, invecchio
e sempre, ogni giorno, imparo qualcosa. Questo disegno è la citazione letterale del frammento di Solone, espresso in parte attraverso il disegno Gherasco in vecchio e in parte attraverso la didascalia a un apprendo. Apprendo ancora, continuo ad apprendere. E che cosa ha appreso Goya? Di che cosa e di quale insegnamento è testimonianza questo disegno? Quale possibile chiave di lettura ci offre del cosiddetto Saturno, che alla fine di una lunga vicenda storica, durata quasi 2000 anni, l'immagine del tempo edax, del tempo divoratore, del tempo che mangia, è giunta al suo compimento. Quel tempo che sta cercando di divorare la sua ultima vittima, quel corpo bianchissimo, ormai è sul punto di morire egli stesso. È un gesto disperato per tentare di impadronirsi della giovinezza della sua vittima e resistere all'incalzare della morte. Ma quel quadro, questo vuole significare, la morte del tempo. Vi ringrazio molto. Credo che gli spunti che sono stati offerti sono tantissimi, quindi direi che se qualcuno di voi ne vuole approfittare per delle considerazioni o delle domande, visto che abbiamo il professore a disposizione. E Brandalise? Sì, beh, tutti e due naturalmente. C'era qualcuno che aveva una domanda? Sì, volentieri, ma... Fa paura il microfono. Forse professor Brandalise. No, ma vediamo se c'è qualche intervento prima, se no volentieri ovviamente. Perché... Facciamo semmai una cosa breve, tutti e due, 5 minuti, 3 minuti. Capisco che è sempre un momento non facile quello di rompere il ghiaccio, però gli stimoli che sono stati forniti mi sembrano molti. Magari qualcuno di voi è stato al Prado, l'ha anche visto questo quadro, magari è stato colpito esclusivamente da questo orrore che emana e non si è posto problemi e adesso ha un'altra rilettura davanti. Abbiamo una domanda. Si era accennato al libro del Coelet e non ho sentito accenni da parte del professore. Siccome è un libro che a me piace molto, vorrei qualcosa da lei. Grazie. Ne raccogliamo ancora qualche altra domanda? Sì, raccogliamo 2 o 3 interventi. 2 o 3 domande. Sì, una curiosità. Il tempo che muore e che tenta di sopprimere un'ulteriore vita per assorbirne le energie è una vicenda individuale
oppure c'è una qualche assonanza con questa corrente di pensiero rispetto alla fine del tempo, alla crisi dell'Occidente, cioè una certa, come posso dire, tendenza, un certo pensiero rispetto alla decadenza del nostro mondo, della nostra cultura. Scusate, se il tempo muore, visto che è dell'uomo, perché un uomo divora e un uomo viene divorato, chi resta? Sì, vorrei chiedere questo. Il tempo, così come è stato illustrato in questo dipinto di Goya, sembra far riferimento soprattutto alla vita che in qualche modo mangia se stessa nel momento in cui si consuma. Ecco, siccome siamo contemporanei, questa pittura negra a due concezioni del tempo filosoficamente molto intriganti, diciamo, che sono quella di Kant e quella poi diversissima di Hegel. Volevo capire se ci può essere un collegamento con queste interpretazioni del tempo che ne danno questi due grandi filosofi, o se le due cose sono completamente distinte. No, io volevo solo fare una riflessione su un altro quadro precedente alle Pinturas Negras, che è il 3 maggio 1808 di Goya, e che è un quadro molto politico che manifesta tutta la crudeltà della guerra. Quindi probabilmente tutti e due i messaggi sono compresenti in quest'opera di Saturno che divora i suoi figli. Credo che non si possa negare neppure il messaggio politico, perché gli orrori della guerra lui li ha descritti con grande dolore e drammaticità, ispirando anche Picasso, poi tra l'altro il massacro in Corea. Quindi ecco, volevo solo capire se avete riflettuto anche su questo dipinto. E poi anche volevo parlare un po' anche di Giorgione, no? Non so se è un pittore che è altrettanto enigmatico, che non metteva assolutamente i titoli alle sue opere, volutamente non li metteva, per lasciare aperte moltissime possibilità interpretative. Magari, siccome sembrava che non arrivassero domande, invece adesso facciamo un primissimo giro, non di risposte, perché buona parte delle domande hanno integrato lo schema di ragionamento che avevo proposto, ma così alcune considerazioni ispirate dalle domande. La prima, il riferimento a Coelet mi è stato suggerito dal fatto che anche questo dipinto, sia pure in maniera non dichiarata, indiretta, si ricongiunge a quel filone della tradizione figurativa moderna ispirato al tema della vanitas vanitatum. Siamo in presenza, come è noto, non di un singolo quadro, di una singola opera, ma di un vero e proprio filone di opere che hanno al centro la citazione dal Coelet Hevel Hevelim, e cioè appunto tradotto malamente in latino vanitas vanitatum e tradotto ancora peggio in italiano vanità della vanità, come se si trattasse di vanagloria e non di quel processo di evanescenza che è evocato dall'autore del Coelet. Allora, da un certo punto di vista, anche Goya, almeno alcune delle sue opere, possono essere ricondotte a questa tematica, che è una tematica nobile,
ricorrente nell'arte contemporanea. La ringrazio comunque della precisazione. Mi ricordate la seconda domanda che l'ho scritta male? Se il tempo Sì. fosse riferito a un elemento individuale o collettivo, in qualche maniera che riguardasse la storia. Sì, probabilmente io non credo che si possa alludere a espliciti e deliberati riferimenti nella cultura e nel pensiero successivo a questa particolare opera di Goya. Se dovessi agire per analogie, ecco, forse l'opera che di carattere saggistico-filosofico, che mi sembra essere concettualmente più vicina a questa, è Il tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler, cioè questa rappresentazione per cui l'arte, la letteratura e la poesia rappresentano, dice Spengler, l'infanzia della nostra civiltà, ma ormai si sono completamente inaridite e ciò a cui assistiamo è l'irrompere prepotente e irrefrenabile della tecnica che ha abolito la letteratura, l'arte, la poesia. Ecco, note che in qualche modo richiamino questa visione cupa e pessimistica di Goya, io le troverei semmai appunto in Spengler. Ho scritto male anche la terza, ma lei invece mi assiste e mi aiuta. Sì, solo che non l'ho scritto questa. L'uomo E muore anche muore perché viene divorato e muore il divoratore, quindi muore il tempo, chi resta? Sì, ma è evidente che la metafora del tempo morente, che troviamo anche nella Acquaforte di William Hogarth, indica letteralmente un paradosso, cioè indica la possibilità di parlare di una fine del tempo non con il genitivo soggettivo, ma con il genitivo oggettivo. Non è il tempo che pone fine alla vita degli uomini, ma è il tempo stesso che muore. C'è questo scarto, questa divaricazione rispetto alla tradizione figurativa del tempo che lo ritrae come divoratore insaziabile e che diventa invece egli stesso in qualche modo oggetto di un processo di consumazione. Ma si tratta ovviamente di una metafora che intende intervenire in maniera, starei per dire, eversiva rispetto alle rappresentazioni tradizionali del tempo. Riprendendo uno spunto che dava Adone, si potrebbe anche aggiungere che muore il tempo come Cronos, cioè muore il tempo misuratore e misurato, il tempo degli orologi, il tempo che scandisce il divenire. Resta Aion, resta la dimensione dell'eternità, del tempo che non passa e quindi neppure muore. Indovinate che cosa ho fatto della quarta? Sì, no, mi chiedevo se le riflessioni sul tempo metafisico, diciamo, di Kant e diversissime di Hegel potevano avere in qualche modo influito su, o se le due cose sono completamente... Dunque, la risposta è ambivalente, perché da un lato
sarei in difficoltà a dover rintracciare in questa immagine del tempo, ammesso che si tratti di un'immagine del tempo, tracce di Kant e Hegel. Ma d'altra parte non possiamo dimenticare che Goya è un grande pittore dell'illuminismo, appartiene a pieno titolo a una stagione senescente ma tuttora vitale dell'illuminismo, e più volte, anche attraverso la sua opera di artista, ha preso posizione in favore dell'Aufklärung. E Kant, soprattutto nel saggio risposta alla domanda che cos'è l'Aufklärung, è un fautore dell'illuminismo. Potremmo dire che in modi diversi, direi con linguaggi diversi, Kant col linguaggio filosofico, Goya col linguaggio figurativo, celebrano l'illuminismo, celebrano il trionfo della ragione rispetto al dogmatismo che ancora era largamente dominante in Spagna. Per quanto riguarda il riferimento a Hegel, devo dire che è uno spunto a cui non avevo pensato, ci rifletterò. La ringrazio. Non mi dite che ho finito. Ah, era una considerazione. No, sì, che insomma le Pinturas Negras sono state precedute da altre opere molto cupe e drammatiche, e anche di alto livello politico. Perché dice sostituite? Sono No, sostituite. Successive? No, sono state precedute. Ah, ecco. Come 3 maggio Certo, 1808, e che probabilmente quindi si può interpretare in diversi modi quest'opera. C'è anche un contenuto politico sicuramente, perché è sempre stato presente nelle sue, lui si è sempre mosso su questo doppio binario di pittore di corte e di pittore che comunque riusciva a cogliere il dramma del sogno, del sonno della ragione, perché l'ha spesso rappresentato anche nel caso di questa fucilazione da parte delle truppe napoleoniche contro la popolazione di Madrid. Quindi l'orrore della guerra, del sonno della ragione è spesso presente, e probabilmente è presente anche in quest'opera, cioè è un'opera che si presta volutamente a molteplici interpretazioni. Certo, sono d'accordo, mi dà lo spunto per un chiarimento che mi era sfuggito nel discorso introduttivo, e cioè si dubita che l'autore delle Pinturas Negras sia Goya. Ma sapete perché si dubita? Io sono rimasto fortemente colpito da questa, chiamiamola, scoperta. È affiorato, se non erro nel 1948, il contratto di compravendita della Quinta del Sordo. Niente da dire, se non una serie di dettagli relativa alla trattativa tra i due sordi. C'è però anche una descrizione dell'immobile costituito da un edificio a forma rettangolare di solo piano terra. Le Pinturas Negras occupano 7 il piano terra, 7 il primo piano. Quindi vuol dire che quando Goya acquista la dimora non ha il primo piano. E dove ha dipinto allora le 7 che sono attribuite al primo piano? Ne hanno desunto alcuni autori la conclusione che Goya non può aver dipinto le pitture del primo piano, ma sono concettualmente e stilisticamente talmente simili a quelle del piano terra da essere inconfondibili. Anzi, come lei dice, sono così simili ai capriccios, ai desastres della guerra,
che possiamo ritrovare già nel Goya della fine del XVIII secolo, quelle tracce che poi si esprimeranno compiutamente nelle pinturas negras. E allora come si risolve questo enigma? Beh, ci crediate o meno, non c'è soluzione, non c'è risposta esauriente. Ha ragione Baudelaire, le pinturas negras sono un incubo denso di misteri. E devo dire che lo sono state per me per molti mesi, finché ci ho lavorato. Allora chiudiamo. Dica che chiudiamo. Ecco, allora so che sono argomenti affascinanti e che è un piacere sentire certi discorsi, però ecco, penso che possiamo chiudere la serata. Ringraziamo ancora una volta il professor Brandalise e il professor Curi per la ventata di riflessioni e di emozioni che ci hanno portato, e auguro a tutti buonanotte e grazie di essere stati presenti questa sera. Per la firma eventualmente.